Tra il 22 e il 29 giugno del 1831, scosse di terremoto ed emanazioni di acido solforico annunciarono il fenomeno. Nel canale di Sicilia, tra Sciacca e l'isola di Pantelleria, il mare diventava torbido e ribolliva. Una colonna d'acqua e vapori alta 1500 metri ed il pungente odore di zolfo faceva presagire l'emersione di qualcosa che i pescatori dell'epoca, avvistando una grande moria di pesci, scambiarono inizialmente per un mostro marino. Il 16 luglio, dove il mare aveva una profondità di 200 metri, emergeva per 65 metri e con una circonferenza di quasi 4 km un isolotto con un cratere che eruttava vapori e ceneri. I primi resoconti sull'attività sottomarina nell'area risalgono alla prima guerra punica. Per tutto il mese di luglio e anche di agosto l'isola continuò a ingrandirsi, fino a diventare un punto di riferimento di primo piano visibile dalla costa siciliana. L'eruzione era ancora in corso, con fuoriuscita di lava e ceneri. Al centro si era formata una pianura con due piccoli stagni, il più grande dei quali aveva un perimetro di circa 20 metri per 2 di profondità. L'acqua contenuta era di color giallo-rossastro ed aveva sapore salino piccante. L'altro laghetto era più piccolo e l'acqua aveva color giallo e sapore sulfureo. Il 2 agosto del 1831 gli inglesi, già di posta a Malta, mandarono il capitano Senaus per piantare la bandiera britannica e la battezzarono Isola di Graham. Ma i Borboni ebbero la meglio. Il capitano Gualguarnera spianta la bandiera inglese e la sostituisce con la propria, denominandola Ferdinandea, in onore di Ferdinando I, re delle due Sicilie. Appresso giunsero anche i francesi che le diedero il nome di Julie, dal mese in cui comparve. L'eccezionale fenomeno geologico fu osservato e studiato da numerosi scienziati e le dispute territoriali furono accese, ma ahimè l'isola era destinata a tutt'altro futuro. Il materiale vulcanico che formava l'isola, la tefrite, era così frammentato e molle che non poteva resistere agli effetti dell'erosione marina. Non appena l'eruzione si fermò, la nuova isola, flagellata dalle onde, iniziò a rimpicciolirsi progressivamente. Verso la fine di ottobre l'isola emergeva di circa 1 metro dal livello del mare ed il cratere era appena riconoscibile. L'8 dicembre il capitano Vincenzo Allotta, comandante del brigantino Achille, al posto dell'isola trovò una piccola colonna di acqua calda con puzza di bitume. L'isola Ferdinandea, o Banco Graham, come successivamente venne cartografata, venne inghiottita dalle onde nel dicembre del 1831. Oltre ad un'altra apparizione nel 1865, quello che ne rimane oggi è la bocca di un mostro vulcanico grande 500 metri, alla quota di 25 metri sotto il livello del mare e la cui sommità arriva a circa 8 metri sotto il livello marino, rappresentando un pericolo per la navigazione. L'allerta di una nuova emersione è sempre possibile, poiché la zona citata è situata tra la placca africana e quella euroasiatica.